La variante Omicron 2 sta diventando predominante nel Padovano, dove da almeno 2 settimane i contagi sono in aumento, 8.000 solo quelli nell'ultima settimana. Tuttavia sul fronte dei ricoveri questo non incide, segnale che le vaccinazioni stanno facendo effetto e che il virus sta mutando, perdendo sempre più efficacia anche se non la sua contagiosità. Dopo diciamo una fase di decrescita sono 2 settimane che effettivamente i casi aumentano e siamo arrivati ormai, abbiamo oltrepassato un terzo del picco che avevamo avuto a metà del mese di gennaio, quando avevamo avuto diciamo più di 20.000 positività. Per fortuna la malattia si presenta in forma molto contagiosa ma con sintomi meno gravi, infatti il riflesso che abbiamo negli ospedali è un riflesso di minore occupazione dei posti letto e quindi in generale possiamo dire che il trend è in chiara discesa, il trend di gravità della malattia. Nel Padovano ci sono stati anche 20 casi di tripla reinfezione. Mi pare che non ci siano, la gravità è molto bassa, il corredo dei sintomi è molto inferiore, i vaccini chiaramente funzionano rispetto alla gravità della malattia. In aumento anche i casi nelle scuole, 300 classi hanno almeno un positivo e sono in regime di autosorveglianza. Abbiamo più o meno una sessantina di classi invece che sono o in isolamento a casa, in quarantena a casa, oppure che sono in DAD e sono sostanzialmente le scuole dei più piccolini della scuola materna. Qualche caso in più ce l'abbiamo obiettivamente nei bambini che vanno a scuola, però insomma in linea con quello che sta succedendo anche nelle altre classi d'età.